Terza corsa, confronto riservato ai gentleman, 6 al via, 1 Daytona Cash, 2 Dena Pax, 3 Casanova Adri, 4 Danubio Tav, 5 Cleo Feicol, 6 Dursamore SM. Favori per Daytona Cash, numero 1 Matteo Zaccherini in sediolo. In partenza veloce Dena Pax, l'errore di Cleo Feicol, mentre numero si avvantaggia 5 Dena Cleo nei Feicol confronti squalificato. di Daytona Cash. All'esterno è Casanova Adri, tratto da Danubio Tab che si incarica di andare su Dena Pax dopo i primi 200 metri in 15. Riprova nuovamente all'esterno, poi probabilmente si adegua, seguito da Casanova Adri, mentre alla corda rimane Daytona Cash a precedere Dursamore SM. Il quintetto procede abbastanza riunito dopo 550 metri di gara, se ne vanno i primi 600 in 48,2 con ritmo ora molto ridotto da parte del leader Dena Pax, che ha sempre all'esterno Danubio Tav, dove chiudono in corda Daytona Cash che ha al largo Casanova Adri, mentre in coda rimane Dursamore SM. Non cambia nulla neanche dopo 800 metri di gara, cavalli che stanno per completare anche la penultima piegata. A questo punto muove Casanova Adri, che viene via in terza corsia dopo 1 chilometro in 1,22. Casanova sospinge i primi due ad accelerare, rimane in terza ruota, 500 dal palo. Daytona Cash segue lì lungo la corda, arriva l'ultima curva con ritmo decisamente cambiato, 13,9 l'ultimo parziale, con Dena Pax che cerca l'allungo su Daytona Cash alla corda, al largo sempre Danubio Tav, retta d'arrivo con Dena Pax nettamente in vantaggio. Dena Pax nel finale controlla i tentativi di Daytona Cash, che può essere soltanto seconda, anche se avvicinando sensibilmente Dena Pax sul palo, ma la vittoria non sfugge a Dena Pax, che sul traguardo dovrebbe aver preceduto l'avversario. Andiamo a rivedere, anche se Daytona arriva a velocità tripla, c'è ancora qualcosa di margine per Dena Pax, che in percorso di testa addormenta la gara e poi sfugge alla favorita Daytona Cash. In sediolo Enrico Cuglini per conto di Daniele Cuglini della scuderia Perugia 2000. Vedete il distacco davvero minimo che vi ci viene proposto ora dalla regia, con il fermo immagine proprio sul palo numero 2 di Dena Pax davanti al numero 1 di Daytona Cash.